Trovo passi ammazzati nel dolore, sangue rubato insieme alle preghiere, sguardi e potere senza mai pudore. Si perde Rindovica per questo dispiacere, la lingua del sapere. Si è spento il suono antico, l'amore che non dico, muto in questo cratere. E da lontano guardo l'accadere, e il mio Vesuvio è stanco di pensare che il mare è bello come il suo braciere. E mentre sto cercando di nuotare, io guardo sempre gli occhi sottoluce, per la speranza ancora di volare. Ecco, ho letto questa canzone scritta in una forma chiusa, un sonetto eterometrico che poi si è messo a disposizione della musica di Mimmo Napolitano. Il senso di questo testo è il dissenso che mi ha spinto a scrivere su Napoli, la mia città. È inutile dire perché. I problemi del Sud Italia, di Napoli, della Campania, di buona parte del mondo sono sotto gli occhi di tutti. E questo dissenso si esprime in questa canzone con il dispiacere. Di fatto il titolo è Canto del dispiacere. In questo dispiacere io sintetizzo tutto il lavoro intitolato Pulcinella stanco, seduto sul marciapiede del mondo, canto di rabbia e di amore. Dispiacere fino al punto di non riuscire nemmeno più a parlare la lingua napoletana, che resta in questo testo soltanto accennata, quasi bloccata in gola. L'ho letta questa canzone perché nella lettura sottolineo l'importanza di una scrittura prima del fare teatrale. Io credo che questo lavoro, e l'ho anche scritto nella mia breve introduzione, credo che questo lavoro abbia una grande, non ho visto la resa spettacolare, quindi, ma credo che abbia una qualità importante che è quella della tradizione, cioè c'è moltissima tradizione, che non è necessariamente una tradizione antica, ma è la tradizione anche della drammaturgia del secondo Novecento e c'è un grande interesse verso le istanze sociali, verso le minoranze, senza cadere nello stereotipo poi di quella denuncia, come spesso, come talvolta saremmo portati a fare a Napoli una denuncia, certe volte anche banale, voglio dire. Il titolo avrebbe fatto molto piacere a mio padre. Parlo di Gaetano perché Gaetano per molti anni ha sempre cercato di ristrutturare quello che erano gli stilemi oleografici di questa città. Da questo punto di vista, nello specifico, soprattutto tentò negli anni scorsi di trasformare Pulcinella da maschera che rappresenta anche soprattutto le criticità, le negatività di Napoli, in qualcosa di positivo, come avvalendosi della collaborazione di Rello Esposito agli esordi, pose oltre alla pizza anche il libro in mano a Pulcinella. Questa premessa è una premessa importante per accompagnare il volume di Ariele, in cui fortemente crediamo, perché tentiamo di valorizzare attraverso questo benefico uso della poesia al servizio della musica e
viceversa, quello che dovrebbe poi essere la funzione di tutte le forme letterarie e spettacolari, cioè la loro funzione sociale. In una città in cui forti sacche di degrado mettono in discussione la valenza degli strumenti culturali necessari per poter vivere e progredire e non sopravvivere, riteniamo nel nostro piccolo, con non più di 1000 copie, di poter diffondere notizie, concetti che probabilmente queste 1000 persone potrebbero farsi portavoce e da 1000 poi duplicare. Diciamo che istintivamente mi è venuto subito una curiosità, perché come lo stesso argomento, cioè questa stanchezza di Pulcinella, io ce l'ho proprio come persona. Che cosa ho pensato? Ho pensato l'altra cosa su Napoli, ma insomma siamo sicuri. E poi vedete il titolo Pulcinella stanco e ho detto brava Ariele, hai trovato l'unico aggettivo insomma, che può rendere ancora insomma, plausibile parlare di Napoli e di Pulcinella, perché la stanchezza insomma, secondo me è il filo che unisce tutti oggi insomma. A parte che a me mi appartiene proprio assai insomma, la pigrizia, la stanchezza, io sono nato stanco e morirò stanco insomma, quindi proprio sia fisicamente che mentalmente, e siamo stanchi non solo insomma, dei problemi, delle cose, ma siamo stanchi secondo me quasi di credere pure nelle cose in cui ci sentiamo obbligati a credere, insomma, non ci crediamo più, però ci sforziamo di far finta che ci crediamo, e quindi Pulcinella stanco era l'unico modo insomma, per parlare di Napoli senza cadere nell'ennesimo luogo comune. Forse era l'ultimo aggettivo possibile per Pulcinella, e quindi ho detto vabbè, allora forse si può dire ancora qualcosa su Napoli. Credo che ci siano tali urgenze, non solo a Napoli, ma nel panorama proprio dei vari sud e di tutte e del globo, tali urgenze rispetto alla sociale, rispetto al rapporto alla violenza, alle razze, al multiculturalismo, per cui affrontare queste tematiche è utile, è importante. Noi dobbiamo pure guardare, almeno io guardo sempre con molto interesse ad un teatro civile. Sulla terza parte c'è proprio l'impazzimento vero e proprio, cioè perché si fa riferimento al missaggio del sangue di San Gennaro, quindi una specie di viene visto insomma, questa cosa come una profanazione. Si fa un riferimento, dice, San Gennaro è morto, è vivo, forse è stanco di essere suonato a maracas di vetro su falsi gradini di chiesa, quindi falso gradini di chiesa vuol dire profanazione, vuol dire live in mano al loco praticamente, live in mano a San Gennaro. Ecco, questo è quello che è l'essenza di questo posto, live in mano a San Gennaro, cioè, ci disturba.